di essere tutti presenti, insomma è una bella dimostrazione di voglia di riprendere e quindi noi ci siamo organizzati come si deve con tutte queste indicazioni, uno si siede qui e gli altri si siedono in un altro posto come viene indicato. C'è anche l'altra sala che è a disposizione, c'è anche lo streaming, un po' alla volta forse si può prendere anche confidenza anche con questo mezzo che poi alla fine, ecco, i signori che sono qua sono proprio i tecnici che permettono di collegarsi anche con lo streaming. Cominciamo con alcuni appuntamenti, poi vediamo. Gentile Assessore, credo che il suo posto possa essere il primo della fila. Ecco, grazie, benissimo. Allora adesso cominciamo tranquillamente. Do un saluto a nome di Adriana Predonzan, la Presidente, perché quindi anche benvenuto all'ospite che introdurrà questo anno accademico, perché Adriana ha avuto un problema fortissimo di nevralgie ai denti ed è proprio presa male. È una forte di suo, ma questa roba l'ha atterrata. Don Padovese anche augura un buon inizio. Per i motivi del Covid è bene che stia un po' tranquillo, anche se mascherato e seguito, e quindi questo è l'inizio che poi ci troveremo anche tutti i giorni. Vi ringraziamo tutti moltissimo, tutti ci siamo all'interno di questo centro, ci siamo preparati per accogliervi oggi perché pensiamo sia un appuntamento importante. Abbiamo, ed è in casa sua, Monsignor Pellegrini, il Vescovo della Diocesi di Concordia Pordenone. Dico che è casa sua perché sono 55 anni che tantissime persone, grazie alla Diocesi di Concordia Pordenone che mette a disposizione questo edificio e tutte con la possibilità di realizzare tutte queste attività anche al loro interno, grazie alla disponibilità di tante persone. Anche qui c'è un gruppo di volontari, ma poi fortissimo, e qui Martina dirà anche, li ricorderà perché sono anche qui presenti. Quindi con Monsignor Pellegrini il Vescovo è a casa sua e ci dà un saluto anche di buon inizio. Anche lei disinfetta, eccetera. Ecco, bene. Grazie. Buon pomeriggio, buonasera, un saluto cordiale. Sono anch'io già contento di essere qui, almeno a darvi un saluto in questo tempo, come vediamo, no? Non sempre facile, però certamente, come ci invita anche il Papa, no? A non aver paura e a prendere anche questa situazione come un'occasione, un'opportunità per poter tirare sempre fuori il meglio di noi stessi, che sappiamo, no? Essere sempre cittadini e anche cristiani a servizio di una umanità che dove c'è sempre bisogno e necessità, ecco, noi siamo sempre lì vicini. E credo che uno dei bisogni, come sempre, ma anche oggi in modo particolare della nostra società, c'è anche quello culturale, di poter così essere capaci e aiutati a interpretare quello che ci sta succedendo, a dare un senso ancora più profondo al vissuto e soprattutto a essere sempre segni di speranza per un futuro migliore, no? Perché credo che mai come noi credenti, ma tutti quanti siamo invitati oggi a essere segno di speranza. Sappiamo che il male c'è, è presente, ma possiamo anche vincerlo se ci mettiamo insieme, se siamo capaci anche di rispettare
le indicazioni che ci vengono dette, no? E che sono frutto anche di ricerca, di studio, credo che prima o dopo saremo capaci di ritornare ancora di meglio, no? Non sarà certamente come prima, non sarà più come prima, no? Perché le cose cambiano, però credo diventare noi annunciatori e testimoni di questa speranza che si può ancora andare avanti, credo che sia significativo, e sono contento che la Casa dello Studente, no, dopo la fatica dei mesi dove tutti quanti abbiamo dovuto chiudersi un po' in noi stessi nelle nostre case, si apra ancora con questa università della terza età, con i corsi che ci sono, partire dagli adolescenti alla mensa, a tutte le altre attività culturali, perché credo bello e significativo. Quindi vi auguro un buon inizio, facciamo gli auguri a Don Padovese, facciamo gli auguri alla Presidente, e un po' qua, un po' là, credo ci si può anche trovare e si può continuare a camminare. Grazie ancora a voi, grazie. Assessore Tropiano, questo centro sarò velocissimo. con tutte le sue attività ci tiene a collaborare e accogliente nei confronti di tutto, ed è proprio bello questo, per cui grazie Assessore. Grazie, innanzitutto grazie a voi, buongiorno a tutti, bentrovati, e un saluto a Monsignor Pellegrini e naturalmente ai relatori di oggi. Per me è veramente un piacere essere qua, non lo dico per motivi di circostanza, ma lo faccio ogni volta volentieri. Credo che quello che è stato detto poc'anzi è molto importante, lo spirito di servizio, che non è solo uno spirito di servizio, è uno spirito di servizio importante, fatto con passione ed entusiasmo, e soprattutto quando lo spirito di servizio ci coinvolge, coinvolge la comunità in temi importanti come quelli che si tratteranno durante tutto l'anno, è una cosa che fa il bene della comunità, fa il bene dei cittadini, e io credo che in questo un'associazione, la Casa dello Studente, un gruppo di persone che sono riunite per fare cultura, ma non solo cultura, per fare, ripeto, è qualcosa di positivo, è molto positivo averlo in città. Quindi che dire, grazie, un buon anno assolutamente, un anno importante, perché è un anno che viene in un periodo in cui effettivamente si fa tanto sacrificio a fare gli eventi, lo vedo in giro, abbiamo veramente fatto un sacrificio immenso per fare gli eventi che siamo riusciti a portare avanti, quindi vi capisco perfettamente, e quindi non posso far altro che complimentarvi e buon anno. Ci sarò anch'io comunque a vedere le lezioni. Grazie. Ecco Martina. Martina, con la mascherina. Tutti i volontari. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, ai nuovi e vecchi iscritti. Iniziamo un nuovo anno accademico con il solito entusiasmo, è un anno difficile, un anno complicato, ma ce la faremo. E volevo ringraziare soprattutto alcune persone che hanno collaborato a rendere possibile questo anno accademico. Prima di tutto i volontari, che sono stati fondamentali per organizzare le iscrizioni, che saranno fondamentali per tutto il lavoro di iscrizione quotidiana che sarà fatta lezione per lezione durante tutto l'anno accademico. Li nomino proprio tutti quanti perché sono tutti veramente un grazie di cuore da parte della Casa dello Studente a tutti loro. Liana Leotti, Ornella Bran, Gianfranco Corsini, Gabriella Faè, Walter Micheluzzi, Lia Colonnello, Nadia Pottino, Elena Salvadori, Maria Grazia Salvadori, Alvina Zille, Manuela Cescotto. E volevo anche ringraziare tantissimo la signora Leonori, perché tutta l'organizzazione delle iscrizioni è partita da lei ed è stata gestita da lei. È stato un lavoro veramente difficilissimo. Altro ringraziamento al signor Santarossa, alla Biblioteca dell'Immagine, che ci ha reso possibile questo incontro. Un grazie a Francesco Iori,
che non è la prima volta che viene qui da noi, ha sempre riscosso un grandissimo successo di pubblico. Oggi, meno male che abbiamo lo streaming, perché naturalmente non siamo riusciti ad accontentare nelle 2 sale tutto il pubblico che voleva venire a sentirlo. Quindi un grazie di cuore alla Biblioteca dell'Immagine, che ha reso possibile questo incontro, che renderà possibile anche la prolusione di gennaio, oltre ad altri incontri durante l'anno accademico, e naturalmente a Francesco Iori, la cui presentazione la lascio nelle mani del signor Santarossa. Grazie a tutti e buon anno accademico. Buonasera, buonasera, perché proprio buonasera di cuore. I pordenonesi sono speciali. Abbiamo appena chiuso Pordenone Lecce ed è stata una grande fatica, ve l'assicuro. Si apre oggi l'anno accademico e capisco le fatiche che ci sono state, ma riprendiamo a vivere. Certo, con le mascherine, con tutte le difficoltà, ma riprendiamo di nuovo a vederci. La Martina Garcetti, che è persona davvero squisita e gentile, nel misurarmi la febbre all'ingresso mi ha detto: Santarossa, 2 minuti per presentare Francesco Iori. Io mi sono seduto e ho detto a Francesco, cosa che sa, di concedermi 4 o 5 minuti perché sono lento nel parlare. La Martina è veloce, in 2 minuti dice tutto, io sono più lento, devo raddoppiare il tempo che mi è stato richiesto. E lo voglio presentare bene, perché non è casuale la sua presenza, è il risultato di tantissimi anni di lavoro e di passione. Lavoro e passione che ci accomuna, caro Francesco, che io ho sempre chiamato pane e storia. Non c'è il pane se non c'è la storia, non c'è la storia se non c'è il pane. Io mangio pane e storia. Francesco, ma sono friulano. Francesco, che è veneto, mi ha sempre detto: io mangio pane, storia, con un po' di companatico, ma mangiamo tutti e 2 pane e storia. E perché mangiamo pane e storia? Perché guardate, or sono, abbiamo vissuto un periodo tragico, ma chi come me, come Francesco, come altri, ha avuto la possibilità di andare a leggere ciò che la Serenissima nel 1500 applicava a fronte della pandemia della peste e riporta ciò che applicavano loro a ciò che ha applicato il nostro governo, trova le stesse identiche cose. La Serenissima controllava il porto, la Serenissima vietava assembramenti e feste, la Serenissima controllava il territorio, la Serenissima apriva i lazzaretti, la Serenissima vietava l'entrata o l'uscita dalla città entro determinate ore. Cosa c'è concretamente di diverso? Allora, se io amo la storia, so che ciò che mi sta succedendo è successo nel passato, ma dirò di più. Siamo stati reclusi, ci è stata tolta giustamente la libertà di passare da un comune all'altro. Ci è stato imposto di rimanere dentro casa. Ci è stato chiesto di fare camminate nell'ordine di 100-200 metri. Francesco Iori, esattamente nel 2016, mi consegna la storia che è qui
e che considero uno dei libri più belli che ha scritto, mi consegna la storia del ghetto di Venezia. E io entro nel ghetto di Venezia anche con questo libro e mi rendo conto che la mia moderna reclusione era la reclusione degli ebrei in poche migliaia di metri quadrati. Erano arrivati a 5.000, potevano uscire per lavoro, però potevano uscire a certe ore, dovevano rientrare entro un determinato periodo di tempo. Abbiamo vissuto il ghetto laico, moderno, con 1000 comodità che gli ebrei non avevano. Ma se leggete le disposizioni del ghetto, sono le disposizioni alle quali siamo stati tutti molto attenti, e questo paese è un paese che ha risposto onestamente alla grande. Ogni tanto, e ce lo siamo detti più volte con Francesco, essere orgogliosi di appartenere a questo paese, questo è il momento in cui sento un grande orgoglio. Ma dirò di più, c'è il nostro vescovo, quindi quanto è importante la storia. Fra 2 giorni, 3 giorni, uscirà la nuova enciclica molto attesa, non solo dal mondo cristiano, ma forse, mi permetta di dirglielo, forse più attesa dal mondo laico, che si intitola Non tutti fratelli. Guardate l'intelligenza, non si intitola Non tutti fratelli, si intitola Fratelli tutti, fratelli apre. Allora la leggeremo con attenzione, perché il Papa, prendendo spunto dalla storia, ci indicherà, secondo i suoi punti di vista, un possibile futuro. Allora, pane e storia, storia e pane, come compagna di vita fedele. E Francesco Iori, grande penna del gruppo editoriale Repubblica Espresso, grande amante del Veneto, grande amante del nostro territorio, ha dato a Biblioteca dell'Immagine libri importanti come la storia del Veneto, come il primo ghetto, come la storia di Padova. È inutile citarli tutti, ma cosa fa Francesco Iori che a noi piace e piace a migliaia e migliaia di lettori? Non è solo un divulgatore di storia, che è già una cosa straordinaria, è un narratore di storia, cioè uno che ha talmente, come dicevo prima, fatto sua la storia, masticata, conosciuta in tutti i suoi aspetti, che come uno straordinario chef ti porta sulla tavola della conoscenza dei piatti che sembrano semplici, ma che hanno tutti i gusti, tutti i sapori, tutte le dosi giuste. E allora a Francesco, e gli passo la parola, gli abbiamo chiesto un grande piacere, un grande favore, che è quello di darci, non il prossimo anno, ma nel 2023, 22 se va tutto bene, o 23, la storia del Novecento italiano. Io ho chiesto, per favore, è un'impresa titanica, ma prendimi per mano come hai fatto in tante situazioni e portami dentro dall'Unità d'Italia ai giorni nostri a capire che cos'è stato questo paese,
perché se riusciamo a farlo capire facciamo un passo avanti, se riusciamo a darlo agli studenti facciamo un passo avanti, se riusciamo a far amare uno dei paesi più belli del mondo, io come editore sono felice, lui come autore probabilmente è più felice di me. Perché chiudo proprio con il titolo della nuova enciclica, Fratelli tutti. Proprio se noi ce lo mettiamo nel nostro DNA, che siamo tutti fratelli, secondo me viviamo davvero meglio, anche nei momenti difficili. E allora un grande augurio, un grande grazie per essere qui. Sono tempi di resistenza, faremo i partigiani laici, però molto probabilmente, come ce l'ha fatta Venezia, ce la faremo anche noi con tanta pazienza. Francesco è tutto vostro, vi porterà dentro un periodo della nostra storia friulana molto molto importante e sicuramente ci farà innamorare di quel periodo storico. Per quanto mi riguarda, grazie davvero di essere, come Biblioteca dell'Immagine, come autore, come editore, di essere stati invitati. L'ho detto e lo ripeto, sono cresciuto qui dentro, questa la considero anche, in piccolo, casa mia e qui mi sono sempre trovato bene. Grazie. Buonasera a tutti. Sicuramente quell'impegno del 2022 si intende salvo traslochi miei in altra sede, farei molto più difficoltà a mantenere l'impegno, ma comunque questo appartiene al Padre Eterno, non a me. Eccolo qua. Allora, no, io vi ringrazio di questo invito che io trovo molto significativo, perché la prolusione di quest'anno accademico e quindi questa nostra chiacchierata si riferisce a una data che è oggettivamente per il Friuli una data traumatica, è una data urticante, è la fine di una grande realtà. E per giunta chiamare a parlare di questo un veneto, cioè un esponente di quella serenissima che da queste parti non è vista oggettivamente molto bene, è un atto coraggioso, vi ringrazio e vi confesso che mi sento un po' come De Gasperi quando, prendendo la parola alla conferenza di pace dopo la seconda guerra mondiale, esordì dicendo sento che in questa sala oggi tutto mi è contro tranne la vostra personale cortesia, quindi io mi affido alla vostra cortesia e vorrei partire da due simboli, due animali simbolici di questo nostro incontro, l'aquila e il mulo. Allora, come sapete bene, ormai da quasi mezzo secolo, perché mi pare che si iniziò nel 72, il 3 aprile viene ritenuta la festa della patria del Friuli e viene celebrata come tale, no? In ricordo di quel 3 aprile 1077 in cui Enrico IV di Sassonia fece l'investitura del primo patriarca, Sighard von Plein. E il simbolo è, come ben sapete, un vessillo azzurro con un'aquila gialla con i rostri e il becco rosso. Cioè con quell'atto veniva riconosciuta questa realtà territoriale, la patria del Friuli, non solo come entità geografica ma soprattutto come realtà culturale, e ce n'erano tutti gli elementi, come vedremo. E quindi l'aquila è il primo simbolo. Il secondo è il mulo. Perché? Perché il patriarca faceva il suo ingresso in sella un mulo bianco. Ora, se ci pensate bene, perché qual è il simbolo, il significato di questo? Il mulo non è né un cavallo né un asino. E così il patriarca, la figura del patriarca non era né un laico né religioso, o meglio, assomava un po' tutti e due gli aspetti.
In più il mulo, come sappiamo bene, ha un carattere tenace, testardo, robusto, non teme le fatiche, porta i pesi per gli altri. E il bianco è un colore raro, ma soprattutto è il colore emblematico del cristianesimo. Quindi il patriarca sommava in sé queste caratteristiche. Era un ruolo delicatissimo in realtà. Perché? Perché era una realtà che ha tenuto insieme per secoli, ha tenuto insieme la spada e la croce, il governo delle anime e il governo delle terre. Quindi è un'opera molto complessa, perché era un territorio particolare, un territorio vastissimo tra le altre cose. Pensate che nel momento della massima espansione il dominio del patriarcato si estendeva dal lago di Como al lago Balaton, grosso modo, quindi voi pensate quale estensione, perché parliamo giustamente di vastità della Serenissima, di una realtà millenaria come la Serenissima, ma qui parliamo di altrettanto, anche se ovviamente molto, molto meno conosciuto. Ora, siccome oggi noi dobbiamo parlare della fine, no? di 600 anni fa, di quando la Serenissima entra e di fatto chiude l'esperienza del patriarcato, dobbiamo cercare di calarci in quel contesto, di capire che cosa stava succedendo, come mai, no? Gli eventi traumatici, e questo lo è stato, non capitano mai dalla mattina alla sera. Pensate alla fine dell'impero romano. È una fine che viene preparata attraverso un paio di secoli di lenta disgregazione. E siccome la storia ha in sé sempre delle lezioni per il futuro, noi dobbiamo leggerla anche pensando ai nostri tempi. Oggi l'Occidente, non l'Italia, non l'Europa, e l'Occidente è in vistosissima crisi. Siamo in crisi. Siamo in una crisi di paure, di chiusure, di egoismi, di rivalità, e siamo in un momento di oggettivo declino, di cui la pandemia rappresenta, se volete, un gesto esteriore molto forte, ma solo la manifestazione di qualcos'altro, perché in realtà ha ragione Giovanni, noi stiamo applicando le stesse misure della Serenissima, ma io sono andato a vedermene un po' per studio, un po' per curiosità, e vi assicuro che l'efficacia di quelle misure è stata di gran lunga superiore e la chiarezza di idee è stata di gran lunga superiore. Non solo, ma cosa poco nota, la Serenissima contestualmente adottava delle misure sociali per le fasce più deboli, di grandissima efficacia. Allora, cosa sta succedendo tra la fine del 300 e l'inizio del 400? Siamo ancora nel Medioevo, però è già scoppiato quello che potremmo definire il primo grande conflitto moderno, ed è la guerra per le investiture. Lo abbiamo nell'orecchio, no, dei testi scolastici. La guerra per le investiture sostanzialmente è uno grandissimo scontro tra la laicità dello Stato, identificata nell'impero, e il primato della Chiesa. Questa è una lotta veramente che sono guerre mondiali quelle, no? Perché mettono in moto tutte le potenze dell'epoca. Quindi vi ho detto prima l'investitura del 1077, qui siamo nel 1420, apparentemente sarebbero 4 secoli. In realtà questa realtà che la Serenissima cancella ha 1000 anni di vita, perché guarda la coincidenza, sempre un altro 3 aprile, ma il 3 aprile del 568, i Longobardi si insediano a Forum Iuli, quindi Cividale, e ne fanno la capitale, con tanto di governatore insediato a Cividale. E quindi è lì che nasce il Friuli vero, come entità geografica, politica, amministrativa e culturale. 568-1420, vedete che siamo proprio come la Serenissima, di fatto un millennio. Era inevitabile che 2 grandi realtà confinanti come Venezia, che nel 1400 è all'apice del suo splendore, e la patria del Friuli, confinanti, si trovassero di fatto a venire a conflitto. E però, come in tutte le cose, non bisogna mai ragionare da tifosi di calcio, no? Noi e gli altri, noi e gli avversari. Non c'è mai una causa solo esterna che determina la fine di qualcosa. Se una realtà si usura, una realtà soprattutto rilevante si usura e a un certo punto crolla, implode, vuol dire che aveva anche delle dinamiche sue interne che l'hanno portata a esaurire il proprio ciclo. Tutto sommato l'impero romano è caduto formalmente per l'arrivo di quelli che noi abbiamo chiamato barbari,
ma in realtà si era sgretolato già dall'interno. Così la Serenissima, che in questo 1400 diventa orgogliosamente padrona di tutta l'Italia nord-orientale, morirà verso la fine del Settecento perché da decenni stava sgretolandosi al proprio interno. Allora è un problema soprattutto di debolezza delle classi dirigenti, e anche qui noi troviamo un'analogia col presente, perché le classi dirigenti, non sto parlando solo dell'Italia, le classi dirigenti odierne sono oggettivamente più piccole, le chiamerei io per non usare altri termini, di quelle del passato. Ma voi pensate soltanto all'immediato dopoguerra, pensate ai grandi leader europei, pensate agli Adenauer, ai Churchill, ai De Gaulle, no? E pensate all'ultima grande figura Kohl in Germania. Pensate a tre figure, tre cattolici nati e vissuti sul confine, come Adenauer, Schuman e De Gasperi, che lanciano quest'idea della patria e della casa comune europea contro secoli di guerre e di divisioni. Quindi erano veramente persone di grande statura. Oggettivamente oggi le classi dirigenti, e non solo politiche, sono più deboli. Pensate alle crisi economiche che abbiamo in atto, no? Allora, lo dico solo per capire che la storia ha delle costanti. Si era creato un vuoto di potere. Altro aspetto che sarà comune con la Venezia dei fine Settecento, di fatto il patriarcato era la bancarotta. Si era talmente indebitato per vari motivi, come oggi il debito pubblico è un grandissimo problema degli stati, no? Che era vicinissimo al fallimento. Quindi in quel momento il patriarcato è nella parte discendente della parabola, Venezia è nella parte ascendente. 1420, cavallo fine 300 per 1400. Venezia si gira verso la terraferma, cioè è stata scoperta l'America, ma ancora, sarà scoperta l'America qualche decennio dopo, ma nessuno lo sa ancora. Ma Venezia, capisci, un po' per la competizione con l'impero turco, l'impero ottomano, un po' per tutta una serie di fattori legati proprio alla sua crescita, che il suo destino non può essere solo sui mari. Il costo per mantenere una superpotenza è altissimo, quindi si volta verso la terraferma e un po' alla volta se la prende. Attenzione, perché c'è un'analogia col patriarcato. Venezia, nella seconda metà del 300, la prende perché gli altri si arrendono a Venezia. Viene chiamata dedizione in termine tecnico, no? Cioè, capendo Vicenza, Treviso, eccetera, capendo che Venezia è emergente, dico va bene, noi cediamo, noi veniamo sotto la tua protezione. L'unica che si oppone è Padova. Padova, in quel momento c'è la signoria dei Carraresi, è in atto in tutta l'Alta Italia una guerra per il controllo del territorio tra Milano, Visconti, Sforza, Venezia e i Carraresi. Il Carrarese osa sfidare Venezia, Venezia lo stronca e nel 1405 conquista anche Padova, di fatto ha in mano tutto il Veneto, anche un territorio anche più vasto, sapete che andiamo fino a Brescia, Bergamo da una parte, dall'altra l'Istria, eccetera. Ora, a questo punto è inevitabile che di qua, diciamo, a Occidente non può andare perché c'è Milano. Allora guarda Oriente, e a Oriente c'è un patriarcato che è corroso dall'interno, che è debolissimo. Quel territorio è strategico per la Serenissima, un po' perché è un ponte che la collega con tutta la costa adriatica, istriana e dalmata, che è sotto il suo controllo, e un po' per i rapporti col centro Europa, dove in quel momento l'impero asburgico è dominante. E quindi si verrà a creare questo dialogo scontro tra queste due realtà, in cui c'è questa terra di nessuno, questa sorta di corridoio che sembra essere pronta per essere presa. Perché pronta per essere presa? Perché il Friuli è in crisi vistosa ormai da alcuni decenni. Tra gli altri fattori, guardate anche qui l'attualità, c'è stata una pandemia di peste fortissima, e una specie, diciamo, di coronavirus dell'epoca
che aveva messo in ginocchio il territorio. Pensate che non c'erano ovviamente tutti i presidi sanitari di oggi, lì veramente era una strage di persone, ma ovviamente anche una crisi economica feroce. E allora in più c'era stato un interdetto papale, e gli interdetti allora pesavano moltissimo, avevano un impatto sociale anche molto forte, e c'erano molti piccoli conflitti tra i piccoli potentati locali. Insomma, era lì, era un campo aperto, un campo da arare. Venezia cosa fa? La Serenissima è sempre stata molto sapiente. Se voi basta che guardiate una carta geografica, il territorio il nucleo della Serenissima era una zona, quella zona piccolissima attorno a San Marco, di fatto non arrivava neanche a dove oggi vedete le Gru di Marghera. Eppure in quella piccolissima terra si era concentrato un potere straordinario, veramente straordinario, perché Venezia nasce dall'esodo dei profughi ai tempi di Attila ed era diventata una superpotenza. Però Venezia non ha mai avuto un esercito proprio, si serviva di mercenari e abbinava sempre la guerra alla diplomazia. Pensate che Venezia è sempre stata in guerra con i turchi, ma anche nei periodi di massimo conflitto teneva sempre aperti dei canali diplomatici e commerciali. E l'ambasciatore veneziano a Costantinopla, a Istanbul, che si chiamava il Bailo, era la figura nel corpo diplomatico veneziano, era la figura di maggior spicco. Allora cosa fa? Si serve delle teste di ponte, e una testa di ponte la trova a Udine, in una delle famiglie, forse della principale famiglia nobile patrizia Savorgnan. I Savorgnan, ben lieti ovviamente, no, sapendo che sarebbero stati pagati e anche materialmente, si prestano a questo gioco. Come era successo poco prima in Veneto, anche qui ci sono gli opportunismi, ci sono le dedizioni, no? Le comunità locali che dicono piuttosto che venire qua a farci massacrare, ci arrendiamo e spuntiamo condizioni più favorevoli. Pensate che perfino Cividale, che è stata la nemica storica principale di Venezia in Friuli, fa questa dedizione. E quindi si arriva praticamente senza scontri, in forma pacifica, si arriva all'atto ufficiale di cui ricordiamo i 600 anni, esattamente il 6 giugno 1420. È una sorta di accordo spartitorio, no? Perché non prende tutto il Friuli come lo intendiamo, come lo concepiamo, e non tocca tutti i possedimenti del conte di Gorizia, che allora era una potenza, aveva un territorio molto vasto, ma politicamente contava molto, orbitava nella sfera dell'impero, e quello rimarrà un territorio neutrale. Però, come sempre, Venezia organizza una cerimonia solenne per affermare il proprio primato, e tra questi gesti simbolici di grande portata ce n'è uno che all'epoca, non c'erano i mass media, non c'erano le platee di oggi, ma nell'opinione pubblica dell'epoca fa grande risonanza, cioè si porta a Venezia il Vangelo che era custodito nella Basilica di Aquileia. Aquileia è la chiesa madre. E pensate, questo Vangelo era così importante, così significativo, perché una leggenda vuole che fosse il Vangelo autografo di San Marco, no? E che era il patrimonio fondante della chiesa di Aquileia. Però la cosa, questo atto forte, no, di sopprimere il patriarcato, non è una soppressione formale, però è la fine vera del patriarcato, non avviene dalla mattina alla sera, c'è una serie di strascichi, perché l'ultimo patriarca, che è Ludovico di Tech, era stato eletto nel 1412, quindi 8 anni prima, tenterà un paio di volte di rientrare in possesso del patriarcato, ci sono delle scaramucce più che delle guerre, ma non ci riuscirà e morirà poi in esilio nel 1439. Allora, in quel momento, la patria del Friuli, e uso questo termine perché era sentito come patria, cioè oggi è una regione geografica, no? Sì, ha una sua identità, una regione autonoma, statuto speciale, eccetera, però viene visto come una sorta di appendice, ma allora era un territorio autonomo con un grande orgoglio identitario, viene smembrata. Venezia
si prende il Cadore. Perché il Cadore? Perché il Cadore aveva quel po' di patrimonio di boschi che per Venezia erano fondamentali, soprattutto per l'Arsenale. L'Arsenale era la Fiat dell'epoca, la Mercedes dell'epoca, una fabbrica straordinaria che arriverà a occupare fino a 3.000 persone e sfornava queste navi che per la Serenissima erano tutto, no? per il commercio. Quindi i boschi del Cadore sono importanti. Carnia, Carniola e tutto il Goriziano passano sotto l'impero tedesco e c'è un processo come di disgregazione perché le varie diocesi del territorio non riconoscono più il primato di Aquileia. Prima Aquileia gli uomini sono in guerra, deve pensare ai figli, deve arrangiarsi a far quadrare le giornate, ed è la povera gente che ha il carico della ricostruzione. Pensate, facciamo un salto, la Grande Guerra è stata combattuta interamente nel nord-est e voi pensate cos'era questo territorio nel novembre del 18 e cosa ha voluto dire ricostruirlo? Ci sono voluti anni, generazioni. Allora questa è la storia vera. Ecco, se la guardiamo da questa parte, diciamo che la fine del patriarcato ha fatto rumore ai piani alti, ma per la gente comune è stata una morte al buio. Perché una morte al buio? I contadini non sapevano neanche cosa stesse capitando. Ovviamente non c'era di mezzi di comunicazione, non c'era nulla. Nessuno andava loro a dire, per loro un padrone non cambiava niente, un padrone valeva l'altro. Era fame e malattie e miseria. Il clero si è adeguato, la borghesia e i mercanti hanno visto in Venezia un'opportunità, è logico, no? Vedo quella che in quel momento era la potenza economica dominante, è una potenza che vive sui commerci, dove gira ricchezza, dove gira benessere, è logico che mi allineo. E da allora cosa succede? Il patriarcato formalmente rimane aperto, rimane in piedi, adesso vedremo per quanto tempo, solo che i patriarchi vengono nominati da Venezia, mentre prima erano scelti nel territorio. Questo va avanti fino al 1751, perché proprio il 6 luglio c'è una bolla di Papa Benedetto XIV, Iuncta Nobis, sopprime ufficialmente la realtà patriarcato. Quindi noi oggi ricordiamo i 600 anni della fine vera, la fine anche formale, diciamo, sarà 3 secoli dopo. L'ultimo, per curiosità, è Daniele, alcuni lo chiamano Delfino, in realtà è Daniele Dolfin. Dolfin è un cognome di una delle famiglie più nobili di Venezia, a cui tra l'altro, se qualcuno interessa, Carlo Sgorrone ha dedicato un bellissimo romanzo, Il Dolfin, è una inversione friulana di un suo precedente romanzo, I Sette Veli. E poi anche Biblioteca dei Rimasi ha pubblicato un bellissimo libro di Tirelli, I Patriarchi, di cui vi consiglio davvero una lettura. Anche qua nel 1751 la cosa avviene senza eccessive proteste. Pensate che vengono smembrate e divise perfino le reliquie, eppure in un clima di generale indifferenza. Cosa fa Venezia durante questi 3 secoli, tra 1400 e 1700? Fa quello che fa dappertutto dove va, lascia intatte le istituzioni locali, riconosce l'autonomia.
Per esempio si prende il Cadore ma non tocca le regole del Cadore, che era un istituto plurisecolare. Però questo viene descritto in termini positivi da tanti cantori della Serenissima, ma bisogna dire anche la parte negativa. Venezia tiene subalterne le classi dirigenti locali. Il patriziato veneziano comanda. Il patriziato veneziano si spartisce le terre sulle quali farà quelle bellissime ville, però il territorio lo controlla. Le istituzioni fanno tutto capo a Venezia ed era un circolo chiuso, perché il patriziato veneziano era un nucleo a cui si accedeva per successione ereditaria, diciamo. Solo verso la fine Venezia metterà in vendita il titolo proprio perché stava andando in bancarotta. Quindi era un club esclusivo e era un controllo molto ferreo. Venezia aveva dei servizi segreti di enorme efficienza, c'è un bellissimo libro di Paolo Pretto su questo che interessa, e faceva una repressione molto dura, durissima. Venezia veramente era cattiva sotto questo punto di vista. Vi faccio solo un esempio. Quando l'ultimo carrarese viene sconfitto, viene messo in carcere con i due figli piccoli. Allora il Senato discute e dice vabbè, Carrarese va messo a morte, e i figli, una parte propone di mandarli in esilio. Si alza uno dei senatori e dice solo questa frase: uomo morto non fa guerra, e vengono uccisi in carcere i due bambini. Questo per dire cosa faceva Venezia. Venezia è arrivata a tagliare la testa a un doge perché era andato contro le regole. Allora il patriarcato era una carica anche senza valore politico più, naturalmente, ma anche era una prebenda non marginale. Pensate che l'appannaggio del patriarca montava a 5.000 ducati d'oro l'anno, quindi una cifra per l'epoca molto, molto rilevante. Tra le altre cose, spesso le persone designate patriarche erano patrizi veneziani che non si facevano neanche vedere in Friuli, operavano attraverso dei loro rappresentanti in loco. Tranne alcune eccezioni che vanno ricordate. Per esempio, se andate nel Duomo di Cividale, a sinistra dell'ingresso principale c'è il monumento funebre di Niccolò Donato di fine 400, figura che ha lasciato il segno. Ancora di più agli inizi del 600 c'è Francesco Barbaro, il quale attua nel Friuli le grandi riforme volute dal Concilio di Trento poco prima, riorganizza la presenza della Chiesa e tra l'altro a Udine farà costruire la nuova sede patriarcale. E poi Dioniso Delfin, seconda metà del 600, il più lungo, è stato in carica quasi 40 anni. Tenete presente che nel frattempo c'è stato Lutero, quindi il Friuli diventa una zona di confine tra cristianesimo e protestantesimo, quindi a maggior ragione un'area molto calda, tra virgolette, senza però mai guerre di religione. Questo è un grande pregio di Venezia. Venezia è una realtà cattolicissima, pensate a quante chiese ci sono, ma i riti il doge presenziava sempre in prima persona, ma è una realtà laica perché prima viene lo Stato e dopo tutto il resto. Infatti a Venezia girava un detto che i veneziani credono molto in San Marco, abbastanza nel Padre Eterno e niente nel Papa. E arriveranno a contrapporsi ripetutamente al Papa. Pensate quando sarà Paolo Sarpi che prende le difese della Serenissima, ma vi cito solo un episodio di Papa Giulio II, Papa molto collerico, no? Che un giorno convoca l'ambasciatore veneziano a Roma, Giorgio Dolfin, e gli dica ai suoi che abbassino la testa e che si mettano calmi, altrimenti vi ridurrò a essere quell'isoletta che eravate all'inizio. E Giorgio Dolfin, in perfetto veneziano, che era lingua diplomatica, gli risponde: Santità, saremo nu che ridurremo vu a un curateo de campagna, qualsiasi buon dì. Questo per dirvi il rapporto. Allora, tirando un po' le fila, parliamo di veramente una straordinaria realtà. Ripeto, il patriarca arrivava a controllare questa... Arrivederci, grazie della sua presenza.
Pensate che i patriarchi controllavano una realtà che comprendeva la Stiria, il Salisburghese, l'Istria, le coste adriatiche, insomma, ed è sempre stata una figura intermedia tra Chiesa e Impero, no? Un difficile equilibrio, perché il patriarca era vescovo consacrato, no? In comunione col Papa, non era una carica onorifica, era un vescovo, ma era anche un vassallo dell'imperatore. Quindi questo Friuli storicamente ha fatto da ponte tra il mondo latino e il mondo germanico. E altra cosa, una cosa che pochi conoscono, ma una istituzione di straordinaria modernità è stato il Parlamento del Friuli. C'erano altri parlamenti, ma quel Parlamento del Friuli aveva una sua caratteristica, che a fianco ai nobili e al clero sedevano i rappresentanti delle comunità, quelli che oggi chiameremo i sindaci. Questa era un'innovazione formidabile, perché portava la voce della gente, il primo di questo tipo in Europa. E poi una realtà di grandissimo profilo culturale, perché molti patriarchi sono stati straordinari mecenati. Pensate che pochi anche questo lo sanno, ma anche Dante è stato ospite del Friuli, no? Nel suo peregrinare. Ed è in quel periodo che nasce la lingua friulana, tra le altre cose, altro aspetto molto rilevante. Allora, per tirare le somme, voglio dire, oggi ricordiamo un anniversario, come l'ho definito prima, un po' urticante, un po' sgradito, un po' amaro, però dobbiamo considerare, come in tutte le cose, l'eredità che lascia. Perché una cosa può essere straordinaria ma senza sostanza, un fuoco d'artificio che come si spegne si torna nel buio. Invece le realtà vere seminano e i frutti si vedono anche a distanza dei secoli. Quindi qual è stato, secondo me, il valore aggiunto di questa esperienza friulana? Una delle prime esperienze di convivenza tra culture diverse. E questo è di straordinaria attualità oggi, in cui il diverso fa paura, in cui al diverso facciamo guerra. Perché ci fa paura? E andiamo contro la storia. Perché la storia è convivenza, imparare a convivere faticosamente tra diversi. Ora, nel latino, negli antichi romani, usavano due parole diverse per definire il concetto di confine. Finis e limes. Finis è dove tutto te, è una barriera. Qua ci sono io, di là ci sei te, e c'è un muro in mezzo. Limes, invece, è lì dove tutto si apre, è il ponte, non è il muro. E dove si realizza il luogo di questo incontro tra diversi. Ed è sicuramente un incontro molto sanguinoso. Il Friuli è stato, dal tempo delle invasioni barbariche, è stato devastato da guerre feroci, la terra impastata di sangue, ma è stato questa vicenda di 1000 anni è stata una vicenda fruttuosa, perché ha prodotto una cultura di altissimo profilo. In qualche modo Pasolini, per me è una delle figure più straordinarie del Novecento italiano, è un po' il figlio di questa lunghissima storia che si è venuta sedimentando, così come lo è Turoldo ed altri grandi personaggi. Pensate il parallelo, voi sapete che in Veneto il tema dell'autonomia è caldissimo, ed è un tema polemico. Il Veneto rivendica da 150 anni autonomia e non ha mai portato a casa neanche un grammo. Pensate il piccolo Friuli che grazie a un personaggio straordinario come Tiziano Tessitori si porta a casa l'autonomia. Quindi vedete che la storia poi paga, no? nel tempo. Allora io voglio concludere con una citazione di un grande uomo di cultura che è veramente un emblema della ricchezza, della diversità, della fusione tra mondi diversi, ed è anche un grande cantore della Mitteleuropa, ed è Claudio Magris. Claudio Magris, voglio ricordarlo, triestino, però con un po' di sangue dalmata, grazie al nonno, che era Francesco de Crisogono, nato a Sebenico, e una famiglia nobiliare veneta di lontana origine greca. Quindi già vedete nella storia di questa persona, ma ci sono altre figure straordinarie. Carlo Scarpa, grandissimo architetto, si definiva un uomo venuto a Venezia dall'Oriente attraverso Bisanzio. Quindi vedete il fascino, no, di queste culture. E allora a un certo punto lui ha scritto, tra le tante cose, parlava delle vicende adriatiche, ha scritto questa frase, e qua mi viene in mente quello che ha detto prima Giovanni su Pane e Storia. Uomini e popoli sono frumento per la storia che li macina. Al momento fa male e per terra restano macchie di sangue. Poi si asciugano e il pane che viene fuori è buono.
L'onda che di volta in volta arriva è una mareggiata che sfascia tutto. Un tuono copre il rumore dell'altro e il mare lava le rive insanguinate. Ma qualcuno nell'ombra tiene nota di tutto e quando viene il momento presenta il conto. Per dire che nessun passaggio è indolore, nessun passaggio è facile, ma tutti i passaggi veri presuppongono la fatica, la sofferenza, anche il passare attraverso il lutto. E in questo senso che qui c'è un richiamo con quello che questa pandemia ci sta facendo attraversare, ma il segno della storia è sempre un segno di crescita, un segno in positivo. E quindi io chiedo a voi, chiedo ai friulani di ricordare questo amaro anniversario con l'orgoglio e la consapevolezza che questa terra ha lasciato e lascia un'eredità veramente straordinaria. Grazie. Adesso, attenzione, regole per uscire. Usciamo con ordine. Prima usciranno le persone in sala atti. Appena sono uscite le persone in sala atti, la signora Leonor verrà a dirci che possiamo cominciare a uscire noi. Cominceranno a uscire le prime file e così fino in fondo con ordine. Chi è interessato a prendere i libri che sono qua a disposizione col banchetto della biblioteca dell'immagine può fermarsi a sedere. Ma intanto ringraziamo